È meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tiene anche sotto scacco. Meglio falliti che in mano alla mafia. Le parole dell'imprenditore Socialmente, la sua trevigiano parte. picchiato e minacciato E vabbè, dall''ndrangheta che nessun voleva problema, io metto la mia impossessarsi della parte sua del azienda circo. sono diventate un simbolo, il simbolo di quell'imprenditoria sana che, nonostante debba affrontare un percorso durissimo, ha deciso di denunciare scoperchiando gli affari della mafia in Veneto. Certo ci vuole coraggio, molto coraggio a denunciare, come a chiudere la propria attività pur di non finire nelle grinfie di certe persone, di cui l'appello delle associazioni di categoria. Ed è meglio, giustamente, come ha detto, chiudere bottega. Non è vero che la persona rischia di perdere la propria dignità, ma bisogna anche dire che piuttosto di andare in mano a delle persone che comunque la dignità te la fanno perdere, è meglio avere il coraggio magari anche di chiudere e soprattutto avere il coraggio anche di chiedere. Soprattutto se ci si trova in difficoltà non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto, anche se questo non è facile in un territorio come il Veneto, fatto di tanti piccoli imprenditori che nell'azienda investono tutta la propria vita. Non vergognatevi, adesso fortunatamente sta entrando anche in vigore la nuova legge sul fallimento che cerca anche di prevenire e di aiutare.